Amici telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone. La trasmissione che sapete va in onda sull'84, il canale nazionale di Canale Italia, in diretta, sono le 21:00 precisissimi anche stavolta, grazie al nostro regista Marco. Parliamo subito degli argomenti. Oggi andremo a parlare del famoso PIL, della previsione più 0,2, l'aumento del prodotto interno lordo, il fatturato dell'Italia per intenderci nel 2019, un ottimistico più 0,2. Però le imprese del nord-est sono pronte, ne parleremo anche con degli esperti, e poi parliamo di preferenze politiche. Oggi non mi piacerebbe affrontare nessun argomento in particolare, parliamo di salotto, cioè facciamo la politica da bar, da salotto, vediamo un po' com'è la situazione, cerchiamo di capire come sono le tendenze politiche prima delle varie amministrative che sono in corso, che sono in corso di programmazione, e le prossime appunto europee. Tutti questi argomenti li trattiamo con i nostri ospiti. Dalla mia sinistra Alberto Villanova, consigliere regionale del Veneto per la Lega. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Francesco Scopelliti, Partito Democratico. Buonasera. Angelo Alessandri, segretario dell'Associazione Confederazione Grande Nord. Buonasera, Emilia Romagna. E Emanuele Rosseghin, consigliere comunale di Venezia per il Partito Democratico. Buonasera. Il dottor Franco Ceccarello, imprenditore e presidente di Ceccarello Innovazione. Buonasera. La dottoressa Laura Carpanese, consulente Ceccarello Innovazione. Buonasera. E Modesto Lazzarin, il sindaco di Terrassa Padovana della Lega. Buonasera. Ecco, allora, Villanova, partiamo un po'. Ho deciso oggi, magari vi ho detto anche prima, una breve presentazione, una trentina di secondi, 40 secondi massimo, che siano però secondi veri. Ecco, spiegate un po' ai telespettatori chi siete, cosa fate, cosa vi piacerebbe fare, ecco, una cosa così, vediamo. Tipo Grande Fratello. Tipo Grande Fratello, no? Sbanchiamo un po', perché poi alla fine la politica spesso è un po' lontana dalla realtà. Noi vediamo i politici come degli esseri superiori. No. Invece siamo umani, anche noi abbiamo i nostri pregi e difetti, prego. Assolutamente, no. Io oltre a fare politica, essere consigliere regionale, sono un libero professionista, un odontoiatra, e ho una famiglia normalissima, 2 bambine, e riesco a unire per il momento il lavoro e l'attività politica, e questo secondo me è la cosa principale, unire diciamo, il fatto di continuare a lavorare ti dà la possibilità di mantenere bene i piedi per terra e capire quelli che sono i problemi di cosa vuol dire lavorare, di fare impresa, di avere dipendenti, e logicamente il mio impegno politico è iniziato 10 anni fa con la Lega Nord, continua tuttora, ho avuto la possibilità di fare diverse esperienze. Questa volta Nord non c'è più. Cioè, ma per noi rimane sempre, è sempre qualcosa. No, perché ho scoperto infatti da un suo collega di partito, ho scoperto che il Nord non è stato cancellato dallo statuto, è stato solo tolto dallo stemma. No, c'è ancora. Quindi chissà, magari fra qualche mese magari ritorna. Scopelliti, anche lei ha famiglia? Sì, sono felicemente sposato da 40 anni. Sì. Finalmente qualcuno che mi dice ha preso bambino. Ho 2 figli, uno che fa il dottorato di ricerca a Bristol. Dico le cose più importanti. Sì. Sono tifoso sfegatato dell'Inter. Vabbè, non è colpa sua. Sono componente dell'Assemblea Nazionale, mi sto preparando per fare campagna alle europee. Sosterrò Calenda e Alessandra Moretti. Vabbè, ha fatto outing benissimo. Angelo Alessandri, ci vuole un po' raccontare qualcosa di lei? Io faccio il presidente di un consorzio di imprese per l'estero, ho un passato di Lega Nord per l'indipendenza della Padania, quella che vogliono cancellare e trasformare in alleanza nazionale. Io insieme a tanti amici un anno fa siamo ripartiti e abbiamo detto che il Nord non si svende a Roma, la battaglia rimane del Nord contro Roma, e quindi siamo qui ancora una volta a dover lottare da capo, perché lo strumento che avevamo costruito si è venduto a Roma e questo non va bene. Osseghin, invece lei mi sa che è nelle barricate contro Brugnaro, o no? Sì, io sono Emanuele Rosseghin, è un po' di anni che, anche se sono giovane, che ho la passione da sempre della politica. Oggi siamo sullo scranno del Consiglio Comunale di Venezia, e ogni giorno la mia sfida è quella di riuscire a conquistare questa città in vista del 2020. Abbiamo un sindaco che oggi governa, ma insomma con mille limiti e 1000 dubbi rispetto alla città.
il tentativo è quello di fare una politica dando un'alternativa credibile a quella della destra che oggi governa la nostra città. Benissimo. Dottoressa Laura Carpanese, invece, cosa ci dica un po' di lei? Sì. C'è Rinnovazione, cosa fa? Certo, io allora sono amministratore delegato di Ceccarelli Innovazione, comunque come professionista mi occupo di aziende nell'area delle risorse umane. Anzi, la mia specializzazione è la psicosocioanalisi all'organizzazione. Quindi all'interno dell'azienda ci occupiamo, mi occupo e ci occupiamo assieme al collega, che poi dirà anche lui, di lavorare affinché la situazione interna sia il più possibile efficiente, efficace, però lavoriamo con le persone. Benissimo. Perché l'organizzazione è fatta di persone. Dottor Ceccarelli, ho detto giusto la sua collaboratrice, la sua collega? Integro sul fatto che noi siamo particolarmente specializzati nel produrre dei cambiamenti significativi nelle persone e nel costituire gruppi, perché il team e la costruzione dei gruppi all'interno dell'organizzazione è fondamentale per aggregare, per tenere in piedi un'organizzazione che sia efficiente e efficace. Benissimo. Modesto Lazzarini, lei lo sa che dopo le toccherà offrire a bere, che è arrivato per ultimo, quindi conferma spontaneamente, ovviamente. Certo, anche lei Lega, anche lei Lega, è sindaco, poi magari ci spiegherà anche cosa vuol dire oggi fare il sindaco, ma magari non è più quello di una volta, bisogna... Vedo, vanno molto di moda i sindaci che vanno in strada, che si presentano. Più che vanno molto di moda, è il loro impegno che si prendono già al momento della candidatura, non tanto nelle elezioni, ma già alle candidature, quantomeno in una realtà come la mia, un paesino di 2.700 abitanti, mettiamo in preventivo appunto già che dobbiamo essere primo i cittadini in tutto e per tutto. Mia descrizione personale, ho 45 anni, sono diplomato tecnico meccanico, sono dipendente privato di un'azienda privata e da 10 anni sono militante della allora Lega Nord, adesso Lega, da 10 anni faccio politica attiva, ho fatto 5 anni nell'amministrazione precedente in assessorato con il mio attuale vice sindaco e adesso sto terminando il mio primo mandato da sindaco del mio paese. Ci sono le elezioni? Da me sì, qua a maggio andiamo a Ma si ricandida lei, Lazzarini? Sì. Va bene. Senta, vediamo un po', adesso le faccio aumentare lo share all'improvviso oppure lo faccio abbassare. Qual è la cosa più imbarazzante che le ha chiesto un suo cittadino? Imbarazzante... Secondo il suo punto di vista, ovviamente. Beh, parla che mi ha messo in imbarazzo personalmente? Sì, no, in generale, cioè nel senso, non so, la telefonata alle 3 di notte, il tombino, il gatto che miagola, non lo so, adesso la sparo così, perché so che i cittadini mediamente fanno anche delle richieste assurde, no, al sindaco. Sì, in generale. Chiaramente senza citare persone in particolare insomma, chiaramente mantenendo la privacy, mi sono sentito contattare una sera appunto per attività, cioè per disturbo della quiete pubblica in un piccolo condominio del mio paese. Da me non c'è la stazione dei carabinieri, proprio nel mio paese facciamo affidamento al paese vicino, erano fra l'altro sono magari un po' sotto organico, quindi la pattuglia non era in zona e c'era disturbo della quiete pubblica per attività intime. Esatto. E rumorose anche, molto rumorose. Sì, insomma, che erano stati richiamati, ma non... Va bene, hanno potuto richiamare il sindaco. Sinceramente non mi sono mosso. Potevi andare a vedere. Vabbè, insomma, lei ha detto che è un comune vivo, insomma, alla fine. Sì. Vitale, perlomeno vitale. Così fa qualche figlio. Perlomeno vitale. Per carità, un dettaglio, ma tanto per chi mi ha chiamato con me aveva determinata confidenza, cioè era un amico. Credo. Però era serio quando mi chiamavano, mi aveva detto non sappiamo cosa fare, hai qualche suggerimento? Gli ho tranquillamente suggerito di contattare la pattuglia e appena erano in zona, siccome non era un'urgenza, avrebbero eventualmente provveduto, che dopo appunto... Va bene, quindi insomma sicuramente una popolazione attenta. Purtroppo, diciamo. Però ecco, questo è un fatto singolare,
Purtroppo invece ci sono altre stazioni magari meno chiaramente più critiche Certo. e più serie. Va bene, parlando un po' di cose più serie, meno facete, allora parliamo dell'economia, no? Perché l'economia, questo governo sembrava potesse destinare chissà quanto tempo, risorse, idee, concetti per lo sviluppo dell'economia italiana, però alla fine mi sa che si fa una gran cassa di tutto. Poi amici del Movimento 5 Stelle, che io invito sempre in trasmissione, però puntualmente hanno sempre impegni, mi hanno mandato un elenco di tutto quello che hanno fatto, io ho studiato diligentemente, poi mi hanno fatto la contrapposizione con quello che ha fatto Salvini, ho studiato diligentemente, non entro nel merito, però io quello che vedo è una previsione ottimistica di più 0,2 che mi fa un po' piangere, non so se ridere o piangere, però l'economia in un certo senso è non in un certo senso, è evidentemente KO, non ci sono idee, non ci sono condizioni in cui parlare, però effettivamente non si sa, volevo chiedere a Angelo Alessandri, non c'è molta chiarezza su quello che potrebbe essere il futuro, diciamo, una guida politica e economica di questo governo. Ma direi che siamo in piena recessione, è un pasticcio, un disastro. Io credo che i cittadini in questo momento siano veramente obnubilati o forse anestetizzati, perché di solito mi hanno insegnato a nord-est, l'Emilia fa parte del nord-est, quindi un po' c'è un filo comune dei lavoratori, degli artigiani, di chi è abituato a fare i conti. Un cittadino oggi dovrebbe mettersi lì e fare due conti. Il DEF è uscito, è un documento pubblico, è il documento finanziario di questo Paese. Primo aspetto imbarazzante che dopo 30 anni è la prima volta che i due vice premier, il premier e il ministro dell'economia non si presentano in conferenza stampa. Hanno vergogna a dover dire che hanno raccontato bugie per 6 mesi a tutti. 1,5% di PIL non c'è, era una bugia. Con questo hanno dato 30 miliardi di soldi regalati in modo assistenzialistico che neanche De Mita, Cirino Pomicino e compagnia cantante tutti messi insieme sarebbero riusciti a fare, che non ci saranno. E dove li andiamo a prendere questi soldi? Mancano 23 miliardi dell'IVA, 3 punti di IVA, scappano via tutti, per questo c'è recessione. Cioè alla fine se potevano fare un disastro, questi due qua sono riusciti a farlo. E io credo che il vero problema è che oggi vanno a fare le sagre, inaugurare Vinitaly, Salone del Mobile, vanno in giro, vanno all'estero, nessuno ormai governa più Roma, io credo che stia governando da solo nelle stanze Tria e si diverte come un matto, perché è lì come se non ci fosse un domani che fa decreti su decreti, DEF, butta dentro cifre, perché tanto gli altri sono spariti, sono tutti all'estero e questo paese sta andando in completa recessione, scappano via i fondi, scappano via investimenti, non c'è futuro per i nostri figli. Guardate che è una cosa drammatica e vedere i veneti che non fanno i conti e non si pongono il problema di cosa stanno combinando questi, cosa succede a fine anno, mi sembra imbarazzante. Il Fondo Monetario ha cominciato a dire, già 4 volte che lo dice, guardate che se non vi date una sistemata in qualche maniera, dovete fare una patrimoniale a fine anno del 12% o sui conti correnti o sugli immobili. Sta roba qua è lì latente. Facendo la felicità di Landini. E non c'è nessuno qua che si sta alzando in piedi, non c'è nessuno qua che si mette i gilet gialli, che si ribella, non c'è nessuno che dice qualcosa. Guardate, io credo che sia veramente il popolo padano, che io ho sempre apprezzato, ho sempre cercato di rappresentarlo anche in sede istituzionale quando sono stato parlamentare. Io oggi non riconosco più questo territorio. Vedo la gente assopita, rassegnata e quasi sfiduciata da tutto e incapace di reagire. Ceccarello, il dottor Alessandro ha detto una cosa interessante. Non sono dottore. Alessandro ha detto una cosa interessante. Sul campo. L'imprenditore veneto un po' seduto, usiamo questo termine. Ecco, lei che comunque ha a che fare con gli imprenditori e che fra l'altro sta anche valutando il discorso, cioè che una delle sue competenze professionali è proprio quella del salto generazionale, cioè di come le aziende si vengono poi portate ai figli. Ecco, come vede questo atteggiamento dell'imprenditore veneto? Ma potrei dire che vedo un po', come dire, incerto se assumere una posizione così decisa come ha appena fatto il collega che ha parlato, oppure trovare altre strade, insomma, perché ho visto anche Confindustria che si pone a volte in maniera molto positiva, a volte un po' meno. Sembra che ci sia molta incertezza, non sanno se prendere una posizione così decisa, determinata, oppure trovare, chissà, una terza via, trovare una modalità. Certo che, come ha detto bene chi ha parlato adesso, una situazione
veramente scioccante, perché non si capisce veramente, perché il presidente Conte continua a dire ma a metà anno avremo l'1%. Ha detto che era una battuta. Ha detto che era una battuta. Ha detto l'altro giorno stavo scherzando. L'anno bellissimo non era vero. Qui siamo alle comiche. Allora siamo alle veramente... comiche. E questi governano. Allora questo si chiama grottesco. Sì. Quando una cosa è tragica, però purtroppo fa sorridere, toccherà le nostre tasche, ragazzi. siamo sul grottesco. È tragica ma non è seria. Ecco. Ma è disperata. Appunto. Ecco, senta, Villanova vuole aggiungere qualcosa visto che si parla della Lega al governo? Più che aggiungere, riprendo un po' i dati che sono stati fatti prima, perché allora si parla dell'imprenditoria veneta che non si rende conto di quello che sta succedendo in Italia, ma io vorrei ricordare che se c'è stata una frenata per quello che riguarda l'imprenditoria veneta è stata per una frenata dell'export, che è sempre stato, diciamo, il traino del tessuto lavorativo del nord-est, e la frenata dell'export è dovuta a un calo notevole per quello che è l'attività industriale sia in Germania, sia in Cina, sia nel resto d'Europa. Quindi il rallentamento dell'economia non è un rallentamento che riguarda solo piano, non c'è stato nessun crollo, tant'è vero che la Germania ha dovuto ridurre la propria proiezione per quello che riguarda la produzione industriale e l'aumento del PIL molto di più di quello che ha dovuto ridurre l'Italia, tant'è vero che la Germania adesso è messa allo 0,5% e l'Italia allo 0,2%, quindi è un rallentamento globale dovuto a una serie di fattori. Prima di tutto anche la guerra commerciale tra America e Cina, i dazi, che hanno sicuramente creato un problema a livello di export a livello globale, e ne sta risentendo tutta l'economia europea, che tra i due giganti è, diciamo, tra i vasi di ferro e il vaso di coccio in mezzo, e ne sta risentendo pesantemente, anche perché ha delle difficoltà a rispondere in maniera veloce a quelle che sono le pressioni commerciali da parte di USA e Cina, dovute proprio al tipo di governance che ha l'Europa, che è una governance che essenzialmente non esiste. Ho sentito parlare di 30 miliardi di assistenzialismo, io sinceramente questo dato non so da dove venga fuori, visto che se parliamo di reddito di cittadinanza, che è una misura che non è piaciuta particolarmente neanche a noi leghisti, ma stiamo parlando intorno ai 6 miliardi di euro, quindi l'anno. Sì, quindi per 3 anni sono 18. Sì, vabbè, E per 5 sono 30, però allora, se facciamo economia sparando numeri, sono numeri finanziari. No, numeri finanziari sono 6 miliardi, non so, tra 6 e 30 ci passa. 3 anni, tra 6 miliardi e 30 c'è un po' di differenza, la pensione di cittadinanza, quota 100, è andata a mettere mano a una situazione che aveva creato la legge Fornero di diseguaglianza nell'entrata in pensione. Penso che molti italiani abbiano apprezzato la possibilità, non l'obbligo di andare in pensione, la possibilità di andare in pensione per chi raggiunge effettivamente i 38 anni di lavoro e 62 di età. Questa è una possibilità che viene data, non è un obbligo, quindi si sistema quelli che sono stati dei danni fatti. Scopelliti, l'opposizione questa cosa economica come si pone? Poi? Si pone cioè adesso maniera... che avete trovato l'unità finalmente con l'elezione del nuovo segretario? Certo. Noi ci poniamo un'idea comune, quindi ci poniamo in maniera evidentemente molto critica nei confronti di queste manovre di governo. Non a caso noi pensiamo che il DEF in questo caso, per questo governo, significhi documento dell'evidente fallimento. Ecco. È l'evidente fallimento, è l'evidente fallimento di una politica economica che non ha né capo né coda. Vi preannuncio che nel giro di un paio di mesi Tria sarà cacciato, perché è l'unico che si oppone alle spese folli dei due vicepresidenti del Consiglio. Questo è un governo guidato da un signore che va a una mostra a Milano e allunga la mano per toccare una lampada e gli dicono "don't touch please". Cioè, voi vi immaginate uno che dice al Presidente del Consiglio "non toccare"? Cioè, questa è l'immagine di questo paese. Abbiamo un presidente hanno nascosto la lampada. Abbiamo un Presidente del Consiglio che non è riconosciuto neanche dal... Se dovete attaccarvi a ste robe per fare opposizione, ragazzi, è un guaio. Ne avete di strada da fare. È un guaio. Continuate così. Cioè, per dire le ultime cose, oggi c'è una riunione al Fondo Monetario Internazionale
e la Lagarde ha detto attenzione perché l'Italia ha un problema con le banche, questo l'ha detto la Lagarde. Moscovici, dopo la Lagarde, la Lagarde si dimentica che la banca che è più messa, cioè che è messa nelle condizioni peggiori di tutta Europa è Deutsche Bank, però. Va bene, però ha un paese dietro, guarda caso, ha un paese dietro che ha un attivo 48, imbarazzante. 48 trilioni di derivati tossici in pancia. Un negativo imbarazzante. Comunque, stanno facendo la fusione tra due banche per salvarla. Visto che stiamo parlando di numeri, intanto i numeri del reddito di cittadinanza non sono 6 miliardi, ma sono 7,2. Le proiezioni si fanno su 3 anni e ha ragione Alessandri. In 3 anni voi volete spendere circa 40 miliardi sbagliate. e poi ne volete spendere altri 30 per la flat tax. Non li spenderanno perché non ci sono. Voi volete spendere i nostri soldi e non sapete dove tirarli, lo farete tutto a debito. E voi l'avete fatto a debito per l'accoglienza dei migranti, 5 miliardi all'anno di accoglienza dei migranti. Ce li dava l'Europa i soldi. Ma che ce li dava l'Europa? A noi li dava l'Europa. Li ha scorporati dal bilancio. E comunque erano un decimo di quello che state spendendo 5 miliardi di euro all'anno per i migranti 5 miliardi in deficit, No, che però la verità è che quei 30 miliardi in 3 anni, se li avessimo dati, ed era lì la vera discrimine, avessimo dati state parlando di proiezioni come sconto e riduzione 50% per esempio dei contributi per assunzioni nuove, e non date perché uno sta sul divano a prendere reddito di cittadinanza, che ha fatto scappare gli investitori. Noi avremmo rilanciato le imprese, cioè è lì la discrimine, da rilanciare il PIL a farlo affossare. E se non ci spieghiamo questo, non capiamo questo, veramente non abbiamo capito niente. Per 3 anni non si sono pagati. Stiamo parlando del nulla qua. Scusatemi, allora gli ordinativi sono aumentati nel primo trimestre dell'anno, più 2,7%. Sì, a livello di beni, siamo a no, zero. 2,7%. Il PIL è zero. A livello di beni di consumo sarà un anno bellissimo. Perché io sento in giro che non è mica tanto bello, Sarà un anno che bellissimo. la gente è molto contenta in giro, Sì, ma io sto parlando di dati concreti dell'Istat. Visto che state citando una politica rilancia le aziende. Voi siete quelli che hanno dati a cacciato caso. il presidente dell'Istat perché diceva la verità. Guardate che fare selfie, state mettendo un burocrate di comodo. Sì, ma guarda che nel partito che faceva selfie c'era anche lei, però. No, non facevamo selfie. Non facevate selfie. Selfie è una moda instaurata da Batman adesso. Io capisco che dopo possa cambiare l'aria. Alessandro, allora sotto confessione il conduttore le chiede è arrivato in Parlamento grazie a quel partito. Scusi, Alessandro, sotto confessione il conduttore le chiede: lei faceva selfie? Dica la verità. Benissimo. Lanciamo la pubblicità. Però facevo i comizi a Terrassa Padovana io. 3 volte sono venuto. Va bene. Lanciamo la pubblicità, si è confessato Alessandri. Lanciamo la pubblicità e ci ritroviamo fra qualche secondo. Mi raccomando. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso. Radime.it.
Bene, eccoci di nuovo in diretta, 21:25. Diciamo, prendiamo l'ultimo pezzo di questo discorso della situazione economica italiana, che non è sicuramente delle migliori, però vediamo, senza entrare nelle polemiche, ha fatto di più il PD prima, ha fatto di più dopo, meno dopo la Lega, eccetera, vediamo. Però, dottoressa Carpanese, lei è esperta del settore organizzazione, com'è il nord-est, le imprese del nord-est stanno affrontando il tema del salto generazionale, cioè sicuramente persone che non hanno l'esperienza e il background di aver affrontato una crisi e oggi si trovano a dover prendere decisioni anche diverse rispetto a quelle dei propri genitori. Sì, io volevo fare un'aggiunta sulle considerazioni di prima, sull'andamento drastico in questo momento. Io penso che comunque, come sempre, gli imprenditori, quando, e questa è l'esperienza che vivo tutti i giorni, l'imprenditore che ha spesso vissuto crisi si è sempre comunque tirato sulle maniche e dato da fare. Quindi il nostro nord-est ha questa caratteristica e la mantiene. È chiaro che oggi le cose sono più difficili. Per quanto riguarda quella che noi chiamiamo, più che passaggio, continuità di impresa. Perché continuità di impresa? Perché l'impresa che nasce da un imprenditore che ha messo in piedi il nostro nord-est è costruito in questo senso, in genere ha bisogno di chiedere ai figli, o se non sono figli comunque parenti, ma in genere le nostre esperienze sono soprattutto figli, e il coraggio oggi comunque rimane di tentare questa impresa. La difficoltà comunque di effettuare questa esperienza di inserimento del giovane all'interno di un contesto che chiaramente è già abbondantemente costruito e portato avanti da un senior che ha quello che si dice si è fatto da solo. Sappiamo, no? Le nostre aziende sono nate in questo modo. Non è un passaggio facile, non è una camminata semplice. Allora, ci sono imprese che ce la fanno da sole, che sono lungimiranti, che quindi hanno pensato di inserire il figlio in maniera graduale, e questa è la cosa più di successo. Inserirlo gradualmente, soprattutto a livelli bassi, per far sì che più operativi, per far sì che si appropri, diciamo, dell'azienda come ha fatto il padre. Se parte dai livelli alti è chiaro che probabilmente non fa più fatica. E ci sono quelli invece che, soprattutto i giovani, che in genere il giovane è un laureato, il papà no. Non per questo il papà chiaramente si è fatto un'esperienza sul campo. Il giovane laureato pensa che comunque solo il fatto di avere una laurea sia già una base importante, fondamentale, cosa che non è, perché è l'esperienza soprattutto che aiuta a fare l'impresa. Ecco che in questi casi è necessario essere aiutati. Quindi spesso noi siamo chiamati ad aiutare questo passaggio. Bene, allora cambiamo argomento e parliamo un po' abbiamo avuto insomma queste indicazioni dalla dottoressa, sicuramente il vecchio metodo di partire dal basso, come il figlio di Agnelli che era andato in catena di montaggio, sicuramente è una cosa che comunque è utile, perché capite esattamente cosa fanno, come si lavora, cosa che invece secondo me a certi politici in Italia evidentemente questa esperienza è mancata, sta mancando. No, è giusto, Alessandri? Cioè, non so se è d'accordo con me. Vale anche per la politica, vale. Quando tu metti i giovani che non hanno esperienze, io penso a 2 vice premier che non hanno mai governato nulla, li metti a governare in un momento difficile, perché poi io vedo altri paesi girando un po' e occupandomi di estero, quando hai le vacche grasse ti puoi permettere anche di mettere i giovani, perché comunque va tutto bene. Quando è un momento così difficile ci vuole l'esperienza. E i giovani invece pensano di saper tutto, vogliono tutto subito, vogliono il potere subito e usano le scatole che trovano, trasformandole in scatole personali,
La parabola di Renzi, io credo di vederla alla stessa maniera con l'altro Matteo che c'ha la stessa età. Voler tutto e subito porta alla distruzione. Non è che possiamo catalogare i giovani a blocchi così. No, ma sto facendo un ragionamento così, in poco tempo non possiamo fare un ragionamento preciso. Sembra che tutti i giovani siano o così o così. No, però con le aziende è uguale. Che si impegna, che crede, che si forma, che studia. Però devono fare dei passaggi. Prima lo si diceva prima, quasi tutti sono laureati, Guarda, gente che fa la gavetta. Io in Parlamento, per esempio, farei una regola. Perché sennò sembra che i giovani sono però ascoltami me, una cosa scalmanati, inventati. Adesso, e poi mi dici se condividi o meno. Il Parlamento e il governo, Di Maio e Salvini, ovviamente, però insomma non è che ci mancherebbe, però non è che uno che ha meno di 40 anni non sa da dove sta di casa, perché sennò altrimenti uno arriva a 60 anni, adesso è il suo momento, no, adesso è troppo vecchio perché c'è quota 100. Attenzione, non è più finita. Attenzione, se mi hai ascoltato, non è questione di età, è questione di esperienza. Io credo che anche ad andare a governare sarebbe opportuno, e non lo puoi mettere per legge naturalmente, ma sarebbe opportuno a livello etico, che uno prima di andare al governo avesse fatto delle esperienze di amministrazione. Perché se uno rappresenta un territorio e sa cosa vuol dire amministrarlo, meglio può, perché facilita la trasmissione fra il palazzo e il territorio. Se uno viene buttato allo sbaraglio a fare il sottosegretario che in vita non ha mai fatto nulla, è un problema, diventa un problema per tutti. Quello che sta accadendo in questo momento nella bolla, ed è un po' come le aziende. Io ho visto tantissime aziende, seconda generazione, distruggere, o la terza, distruggere quello che aveva fatto la prima. Con la supponenza, con la velocità e con la voglia di arrivare. Quindi sei d'accordo con Renzi, che prima ha fatto il presidente della provincia, poi ha fatto il sindaco e poi ha fatto il presidente del consiglio. No, perché poi ha voluto arrivare troppo presto. Insomma, ha fatto, sai, 5 anni. Quello andava bene. Dopo 10 anni. Poi il diritto dell'udienza purtroppo ti porta a voler volare troppo alto e come Icaro si finisce per bruciare le ali e finire giù. E sono parabole che sto rivedendo, i déjà vu si ripetono. Lazzarin, cosa ne pensa? Riguardo questo argomento, io sì, in linea di massima sono d'accordo. Quindi Matteo Renzi, quindi Matteo è l'altro? No, sono d'accordo col discorso che una determinata esperienza fatta sul campo è graduale. Adesso per esempio porto il mio esempio, anche proprio mio personale, sinceramente io se non avessi fatto 5 anni di assessore, a trovarmi a fare il sindaco avrei avuto, perché intanto non mi sarei spaventato, ma avrei avuto qualche difficoltà in più. A onor del vero, entrando magari in chi ci rappresenta attualmente in questa tornata politica nei parlamenti, per carità, sono di parte, magari me lo direte anche. Il nostro partito, la Lega, in questa tornata è riuscita ad eleggere il 60% di ex amministratori o di amministratori attuali. Ci sono una settantina di sindaci appunto di paesi più o meno piccoli, anche amici miei, conoscenti, quindi amministratori del paese di 3.000 abitanti come quelli dei capoluoghi di provincia. E questo secondo me è un percorso e l'esperienza che possono portare, per esempio, una su tutte, il provvedimento che è stato emanato, il decreto ministeriale di inizio anno del 15 di gennaio, dove il Ministero dell'Interno ha destinato X somme in base alla classe demografica dei comuni. Quello è stato un toccasana, è stato solo portato perché per l'esperienza che hanno fatto i sindaci, che tuttora stanno facendo, pochi si sono dimessi dalla loro carica amministrativa nel paese, appunto perché sapevano di poter portare l'esperienza che hanno fatto, che stanno facendo nella realtà locale, a livelli dove sempre abbiamo criticato che non ci si rende conto invece di quali sono le principali, le necessarie esigenze dei Villanova, paesi. ma lei non difende Salvini, l'hanno attaccato, ha detto che non ha mai lavorato, in definitiva. Sinceramente penso non ci sia neanche tanto bisogno di difendere da questi attacchi qua a Salvini. Continua a non lavorare. Ma continua a lavorare, ma perché scusate, ma Renzi che lavoro ha fatto nella sua vita? No, ha fatto il sindaco. Sì, ha capito, ha fatto l'europarlamentare Salvini, allora ha fatto il consigliere comunale. Aveva lo stipendio non è vero. Andava il lunedì e il lunedì sera tornava. Non è vero, perché basta guardare
i report sulle presenze. Hanno dato del fannullone. Ma sì, perché invece Renzi... in Europarlamento. Renzi, mamma mia, veramente aver sudato 7 camici e lavorare. Sì, guarda, veramente... Era sempre a Palazzo. Se lo ricordano tutti come un grande lavoratore. Io prima non ho fatto un ragionamento solo personale, era un ragionamento un po' più generico, di massa. Credo che sia anche opportuno, secondo me, cominciare a capire una cosa fondamentale. Tu prima ricordavi che la Lega tradizionalmente investiva sui sindaci, li faceva diventare giovani sindaci, quindi è una cosa importante su cui ancora mi auguro si continui ad investire, perché io credo che avere il territorio in Parlamento, il problema vero è che non conta più niente il Parlamento. Io che su questo dovremmo fare un ragionamento più complessivo. La sovranità nazionale, a me fa ridere quando qualcuno dice siamo sovranisti, ma di che? Il sovranismo non c'è più, il 98% sovranità nazionale è ceduta a Bruxelles. Di fatto il parlamentare oggi va a schiacciare un pulsante e prendere uno stipendio, non fanno più un emendamento. Trovami un parlamentare che ha fatto un emendamento in un anno di governo. Purtroppo vengono decisi a Bruxelles o insieme al governo, vengono fatti decreti leggi con la fiducia. Il parlamentare oggi è un oggetto completamente inutile ed è qua che è un problema. Se vogliamo la democrazia, il ruolo della politica e del Parlamento deve tornare. Se rimane questo, ma sciogliamo nell'acido Camera e Senato, non se ne accorge nessuno. E qui allora diventa problema il territorio, perché non ha più una rappresentanza concreta, solo di facciata, ma non è più concreta. Su questo un ragionamento complessivo dovremmo farlo. Ma secondo me intanto è vero che il ruolo del Parlamento deve essere valorizzato, questo nessuno lo mette in dubbio, però non possiamo scaricare tutti, nel bene e nel male, le responsabilità sull'Europa, perché sennò ci laviamo la coscienza nel non far niente. Prima si diceva che l'Italia ha un PIL che cresce del 0,2, ma non è perché è sempre colpa di qualcun altro, non è che è colpa soltanto dell'America, dei dazi, piuttosto che adesso il 98% delle scelte sono europee, prima è colpa della Cina, no. Chi governa ha l'obbligo e il dovere di fare delle scelte giuste o sbagliate, ovviamente lui le farà come le ritiene giusto, e si assume la responsabilità dei risultati, perché sennò altrimenti diciamo che il 0,2 è colpa dell'America, è colpa della Cina. No, è colpa anche di scelte, del destino, qualcuno ci vuole male. No, è colpa delle scelte. Qualcuno ha fatto la scelta del reddito di cittadinanza. Secondo me sono state le scie chimiche. Per noi è sbagliata, ma non perché è sbagliato la terra piatta, non perché è sbagliato aiutare le persone che stanno indietro, ma è sbagliato dare un reddito senza produrre lavoro, senza produrre occupazione. Se poi è vero che aumentano i consumi, ma guardate, se uno va su un supermercato, perché il corretto di cittadinanza uno va a fare la spesa, ma va a comprare vestiti, va a comprare magliette, va a comprare ma gran parte di quello che viene prodotto in queste cose qua non sono mica prodotti in Italia, Allora io dico, ma quei soldi là potevano essere dati alle aziende italiane per assumere, potevano essere dati Ceccarello, senta, lei che ha contatto con gli imprenditori, Ceccarello, cosa ne pensa del reddito di cittadinanza, che sembra più una manovra per attrarre consenso più che per dare veramente un rilancio? Perché per esempio l'idea di Alessandri era altrettanto valida, defiscalizziamo un po' di spese, diciamo, di contributi a carico delle imprese e rilanciamo veramente l'economia. Ma non si riesce a capire se questo governo abbia un vero e proprio piano industriale. Io non ho nessuna simpatia per la fase precedente, però per esempio Calenda ha fatto un piano industriale dove ha iniziato tutta la politica dell'iperammortamento, del credito d'imposta, ha fatto un piano industriale. Io non ho nessuna simpatia per quell'area, però io sì. Questo abbiamo capito. Però devo dire che quando una persona sa fare delle cose, qui questo qua lo chiamiamo piano industriale, no? Qui viaggiano giorno per giorno la giornata. Sembra, ecco, quindi infatti gli imprenditori industriali sono preoccupati perché non esiste una visione. Per fortuna che hanno recuperato l'iperammortamento, la credita di imposta, insomma qualche contentino c'è, però non è un vero e proprio piano di sviluppo industriale. E chi dà lavoro agli italiani, e sono le imprese, non sono mica altri, le imprese danno lavoro agli italiani, mica lo Stato. Lo Stato è un costo puro e grosso, come avete detto. Ha detto in sostanza il dottor Ceccarello, ha detto che ha fatto di più il PD prima e il governo della Lega adesso. Mi sembra evidente, ma qui la questione poi è tutta lì, nei numeri, no? Il governo Renzi ha preso un paese che era a meno 2,4 e l'ha portato a più 1,7.
cioè 4 punti di differenza di PIL, no? Questi l'hanno preso a più 1,7 e l'hanno portato in piena recessione tecnica, perché quando 2 trimestri di fila sono sotto lo zero è una recessione tecnica. Sul lavoro, sulla questione del lavoro, il Jobs Act ha tolto i contributi per 3 anni a chi era assunto a tempo indeterminato. È un vantaggio o non è un vantaggio? Sapete quanto costa un contributo per un operaio? 8.000 euro l'anno, quindi è un vantaggio. Che potrà anche non piacere, ma intanto è un vantaggio. Poi aggiungiamo che comunque Renzi si è preso gli strali da mezzo mondo per aver applicato il Job Act, quindi si è inimicato sindacati, l'ha portato avanti lo stesso. Quando le cose funzionano, poi funzionano. Abbiamo avuto o no 1 milione di posti di lavoro in più? Adesso è stato certificato che dopo si sono persi. Ma non è vero niente. Quando è finita la decontribuzione, ma che state ancora vivendo di rendita su quello che abbiamo fatto noi. Non avete fatto niente. Tant'è vero che state portando il paese nel baratro. Siamo già con un piede fuori. Speriamo che l'Europa ci tiri dentro. Allora rispondimi Speriamo che l'Europa come mai il PIL ha frenato dal 1° giugno, no, dal terzo trimestre dell'anno scorso? Secondo me perché voi portate sfiga. La cosa fondamentale è che voi portate sfiga. Questa è decisamente una teoria economica veramente profonda. Che cosa deve avere un politico? Spero veramente che voi arrivate al governo con questa teoria economica. Ma comunque un politico deve avere fortuna. Diciamo, a prescindere da questo, Napoleone diceva i miei generali possono sbagliare, però devono essere persone fortunate. Allora andiamo un poco distante Lanzarini, prego, Lanzarini, vuole dire qualcosa lei? No, volevo riallacciarmi al motivo che accennava il collega Villanova, al fatto che sistematicamente nei 2 mesi di latitanza dal 4 di marzo del governo, di un'istituzione di un governo fino al 2 di giugno, appunto, in quell'occasione anche spread, parola magica, che ha sempre comandato negli ultimi 6-7 anni, almeno qui in Italia, chi dopo doveva fare il figurante dei rappresentanti istituzionali europei qui localmente in Italia. La parabola dello spread in salita e in discesa e che, appunto, ripeto, doveva comandare la figura o le personalità o le parti politiche che dovevano di volta in volta essere i rappresentanti del nostro governo, dal 2 di giugno sono cadute queste certezze per chi da Bruxelles in una maniera... Perché c'è un po' più di stabilità. Chiaramente, dopo, se torniamo alla realtà del 2 di giugno o di metà di maggio dell'anno scorso, signori, ricordiamoci che qui 2 forze politiche, della quale una difendo poche cose sinceramente, dell'altra invece porto in palmo di mano qualsiasi provvedimento, si sono prese la responsabilità, pur nelle diversità dei programmi presentati poi alle elezioni, in campagna elettorale, di dare un governo al Paese, di accordare e di modellare le proprie... Non lo vorrei distruggere. Non c'è nessuna intenzione di distruggere il Paese, perché siamo italiani tanto quanto chi ha governato prima o ha tentato di governare prima. Siete là che sperate che veramente crolli tutto, perché se no non tornate più su. Voi, che vi spicciate. Se nonostante tutto gli italiani ancora non hanno intenzione di votarvi, dovete veramente sperare in qualcosa che crolli il mondo. Alessandri, lei che ha esperienza, io dico molto sinceramente, sono molto preoccupato dell'inerzia dell'italiano, cioè nel senso, anche se potrebbe essere una posizione estremista, però ho ammirato i francesi che si sono messi di gilet giallo, hanno protestato, hanno, come dire, con le logiche dell'economia che deve prevalere rispetto ai popoli. Invece vedo gli italiani passivi, cioè a noi va bene qualunque cosa, l'importante è il fine settimana, il clima, mangiare bene, eccetera. Però, ultimamente basta pensare adesso sulla TAV, che a Torino si riempie una piazza sulla TAV, che non è mai successo su un'infrastruttura, per fare un'infrastruttura. Cioè, vuol dire che imprenditori,
che si sono messi insieme con... Adesso c'è stato il tema dei giovani che sono scesi in piazza per l'ambiente. Cioè non è che sia fermo tutto, c'è una voglia di risveglio invece, ma non è tanto guidata dalla politica, che è anche positivo questo, è guidata dal senso di unità, una società migliore. Sono imprenditori che... Prima si diceva perché lo spread va su, ma perché c'è incertezza. Il tema, il vero paura di questo paese è l'incertezza. Gli imprenditori non investono perché c'è incertezza. Se ogni giorno non si sa se la TAV si fa, se non si fa, uno dice facciamo la flat tax, l'altro dice no, non la facciamo progressiva, che fare una flat tax progressiva è tutto dire, tra l'altro. Cioè, uno dice non facciamo la TAV, però facciamo i marciapiedi perché così con i soldi facciamo investimenti. È questo che crea l'incertezza e la gente si sta svegliando perché la piazza di Torino, piuttosto che le piazze sull'ambiente, dicono cambiate, basta, questa politica non ci piace. E per fortuna non ci sono le bandiere dei partiti, ci sono le bandiere di gente che dice non voglio più questa politica. Alessandro. Ma io in questo momento vedo, e la sto guardando anche in maniera abbastanza laica rispetto alle destre, alle sinistre, mi interessa, io ripeto, per me il nemico continua a essere lo Stato e contro quello bisogna lottare. Oggi anestetizzati non stiamo più facendo quello e stanno guardando altre cose, sono prima i calabresi, prima i lucani, mentre invece qui c'è prima un territorio che deve salvaguardare se stesso, che sarebbe il primo paese d'Europa, il nord Italia, e continua a essere un nano politico perché nell'insieme di un paese che sta andando a fondo continua a essere un nano. Vista in questa logica, io penso che dobbiamo pensare... Sei secessionista? Tu. Io sì, nel cuore lo sono sempre e lo sarò sempre, perché non vedo altre soluzioni reali. Ho fatto 4 anni presidente del partito di governo, io i numeri reali là dentro li ho visti. Questo è un paese che se avesse le palle e reagisse davvero, qualcosa potrebbe ancora tirare fuori, ma io vedo le pecore che vengono spostate di recinto in recinto in base al pastore di turno e... Guardate, è una cosa che ripeto spesso, ma perché ormai ne sono convinto. E storicamente è un paese che ha mai fatto una rivoluzione, un paese che ha iniziato 2 guerre mondiali in un modo e una finita nell'altra. Stavamo appoggiando Serraj da 4 anni, insomma era anche giusta la posizione. Ci siamo buttati adesso all'ultimo minuto andare a appoggiare i francesi con Haftar sulla Libia. Delle cose che stanno accadendo in maniera scomposta. Le pecore però, se tu le spaventi, hanno paura del lupo nero. Ma non scordatevi che belando e ridendo le pecore vengono portate al macello dal pastore. E questo è quello che noi non dobbiamo fare. Dobbiamo pretendere che all'interno di quei greggi vengano buttati giù i recinti e cominciamo a liberarci. Io credo che Grande Nord deve avere questa funzione. Se la Lega un giorno tornerà a ridifendere il Nord, noi spariremo perché non ha senso neanche che esistessimo. Esistiamo per quello. E vogliamo ritornare a rimettere al primo posto il Nord. Però vorrei anche pungolare Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, perché o stiamo sempre giocando e i cittadini li chiami a raccolta per votare un referendum e viene data una parola e dopo 15 minuti abbiamo l'autonomia. E entro Natale con tanto pompa magna stampavano le bottiglie, avremo l'autonomia. Entro Pasqua avremo l'autonomia. O smettiamo di promettere alla gente cose, togliamo l'accise dopo mezz'ora e la benzina addirittura è aumentata, sono aumentate gas e luce. Ragazzi, qui basta prendere per il culo la gente. Qui o ci diamo una svegliata, e si fanno le cose, o se no noi pungoliamo. Quanto sei stato nella Lega tu? Io sono stato parecchi anni. Quanti anni nella Lega? 25 anni di militanza. Quanti risultati hai portato a casa tu in 25 anni di militanza? Non fare il furbo, perché No, piano. Ascolta, se il Nord... Allora, te lo dico io il risultato principale. Allora, siccome la Lega ti ha portato in Parlamento, se non sbaglio, ascolta, e adesso sputi sul piatto dove hai l'autonomia mangiato per tanti anni. Allora, se c'è una cosa che sicuramente noi non abbiamo nessuna intenzione di fare è prendere in giro i veneti. Lo so, però nessuna intenzione di fare. Quindi io rispetto il tuo percorso, però non diciamo fesserie. Prima cosa, ieri il governatore è andato, o l'altro ieri è andato alla bicamerale a difendere quelle che sono le istanze dei veneti, non del partito Lega Nord o del partito X, le istanze dei veneti che hanno chiesto l'autonomia. Quante volte avete detto che se non arrivava questo governo l'aveva fatto cadere? Ma è chiaro, ho capito, sono 5 volte che lo promettete. Te lo confermo basta, ancora. Ma guarda che siamo al governo. Ti applaudo. Alessandri, per piacere. Fatelo cadere. Guarda che nei tuoi 25 anni di militanza non siamo mai arrivati. Non siamo mai arrivati
così vicini all'autonomia come siamo adesso, Non è sempre stati vicini. perché non è mai arrivato sul tavolo di un governo, non è mai arrivato sul tavolo del governo un protocollo d'intesa per dare l'autonomia. Quindi col governo di questi qua un'intesa l'avete portata a casa. Sì. Quindi adesso Zaia sta chiedendo al suo governo di fare almeno una preintesa. Guarda, se per caso non te ne fossi accorto, l'Italia nel suo complesso non vuole dare l'autonomia alle regioni. No. Non so se questo, siamo accorti bene. se questo è qualcosa che E allora cosa sta il governo a fare? No, ma siamo al governo perché noi stiamo cercando di portare a casa l'autonomia. Per far cosa? Che è una battaglia, ma perché Ma non la stiamo porti a casa questo combattendo. governo. Ma stiamo combattendo. 2/3 del governo sono grillini, non ve la daranno mai. Preso anche questa domattina fuori dal governo. Ma le altre combinazioni di governo non è che ti porteranno l'autonomia. Sembra Spider-Man che si aggrappa sugli specchi. Ma quale è Spider-Man? Allora, se non ve la danno, cosa stai lì a fare? In che anno hai finito di fare parte della Lega? Io 5 anni fa. 5 anni fa. E ho detto... Il federalismo fiscale, perché non l'hai portato a casa allora? Perché ma tu eri in Parlamento? Fini era il governo con te. È anche finito quel governo. Fini era il governo con te. No, è uscito. Era il governo con te. È uscito, infatti. E allora cosa viene a raccontare? Quel governo adesso? infatti è finito. Ma cosa viene a raccontare? Ma guarda che c'era anche Zaia, c'era anche Ma Giorgetti, sì, c'era anche vabbè, Salvini, vabbè, e Calderoli. L'importante Posso rispondere? Scoperti, vediamo cosa Noi con la Lega... No, aspetta, parli sempre tu. Però fammi L'importante è che l'autonomia non la portiate a casa. Io invece spero proprio di sì. Questo è l'importante. Scusi Alessandri, lanciamo la pubblicità. Non la porti a casa perché la strada di andare a chiedere a Roma col cappello in mano qualcosa che ti è dovuto di diritto è una strada Non l'hai portata a casa tu con Fini, non la porta a casa lui. Bisogna fare una cosa che va oltre. Scusate, lanciamo la pubblicità, un minuto rimanete incollati al televisore. Apri la tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona al numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it. Bentornati in diretta, 21:53, avete visto l'ultimo spot di Exo01 che è una società di comunicazione all'avanguardia. Non produce mezzi di comunicazione ma invece cerca di analizzare le esigenze degli imprenditori, interpretarle e poi realizzare i mezzi di comunicazione che spesso invece in altri casi sono incompatibili con gli obiettivi degli imprenditori. Impariamo ad entrare in profondità e a capire quali sono le esigenze per valorizzare, per mettere in luce e analizzare e realizzare i sogni dell'imprenditore. Exo01 fa questo per le imprese e dà anche un contributo allo sviluppo del nord-est, in quanto è a Milano, in provincia di Venezia. Bene, allora abbiamo parlato Posso fare una battuta Certo. sul regionalismo? Perché sia chiaro, l'unico regionalismo che mi piace è quello che vede la regione Italia nella nazione Europa. Posso fare una battuta anch'io?
Sai che il regionalismo l'avete scritto voi nella Costituzione nel 2001? No, abbiamo fatto una stupidaggine. Insomma, io credo invece che Torneremo indietro. il federalismo sia giusto. Quello che si diceva prima, io penso che ci siano due leghe oggi, c'è la Lega di Zaia che vuole il federalismo, vuole l'autonomia perché si sente forte. Ed è in difficoltà perché non riesce. Io vedo anche la buona fede di Zaia in questa battaglia. Anch'io la vedo. Però dopo si scontra con la realtà di un governo costruito su due realtà che stanno insieme attaccate con la colla per sbaglio, e alla fine ci sono due leghe, quella di Salvini e quella di Zaia. Salvini deve tenere in piedi un governo con tutti i limiti. Prima non lo dicevo io, lo diceva il sindaco, non ci piace le cose che propongono gli altri, ma dobbiamo stare insieme. Ma è così, Villanova, cosa succederà il 27 maggio dopo l'Europeo? Posso brevemente chiudere questo discorso? Se abbiamo pochi minuti. Quindi... Sì, il discorso non è tanto la Lega 1, Lega 2, Lega A, Lega B. Il discorso è che fino a quando non inizieremo a lottare, tutti i partiti che ci sono in Veneto, uniti a livello territoriale, portiamo le istanze dei veneti a Roma, noi dobbiamo renderci conto che ci sono delle zone del paese che non vogliono, ma non perché appartengono a un partito o un altro, non vogliono assumersi la responsabilità. L'autonomia è Reggio Emilia, No, ma Emilia Romagna ha chiesto l'autonomia. Perché Reggio Emilia non è una regione. Sto parlando di una battaglia del popolo, non di partito. Non c'entra niente il partito Lega Nord. L'autonomia non appartiene alla destra, alla Lega, appartiene a tutti. Però il problema è che siete al governo con chi non la vuole. No, ma ci sarà sempre, siccome noi veneti in generale all'interno del Parlamento rappresentiamo forse il 15%, 17%, adesso non so, mi sembra che sia questo. Comunque qualsiasi governo ci sia, noi andremo contro una resistenza territoriale di parti dell'Italia che non vogliono dare l'autonomia, perché autonomia significa responsabilità, significa doverci assumere le proprie responsabilità, significa non aver più che ti viene a coprire i buchi. Per dare ai ricchi. Ma non è vero. Però posso dire una responsabilità. Posso però dire una cosa, perché sennò qua sull'autonomia stiamo anche facendo un po' di confusione. Ripeto, io qua mi sento di fare il pungolo, lo stiamo facendo da un anno e lo continueremo a fare. L'autonomia vuol dire, e le 23 materie chieste dal Veneto e quelle un po' meno sono dalla Lombardia e ancora meno dall'Emilia Romagna, 15. prevedono una cosa fondamentale, il trattenimento del residuo fiscale. Perché se io do maggiori competenze esclusive alla regione, ma qua non mi tengo i miei soldi, a me tocca poi tagliare i servizi dall'altra parte, è un'inculata pazzesca. Guardate che quello che rischia di portare a casa, e io spero che questo non avvenga, è un pezzo di carta dove trasferiscono delle materie da Roma alle regioni senza soldi. Dico io che guardate che è una fregatura pazzesca. Su questo ci vorrebbe la trasmissione apposta. Il protocollo d'intesa è chiarissimo, si parte dalla spesa storica che diventa il livello base, e dopo l'extragettito che c'è in più in quota parte rimane al Veneto e in quota parte va allo Stato. Quindi lo Stato ha tutto l'interesse. Però posso dire che del PD che si dimenticano, adesso ti vengo anche incontro. Il PD si dimentica che sono stati al governo fino all'altro giorno, perché adesso l'hanno perso, il Trentino, dove siamo di Serie A in Trentino. Fermo. Le regioni a statuto speciale hanno 95% delle tasse tengono. Certo. Solo di Serie A loro e di Serie B noi. Ma quelli erano tedeschi che ci siamo annessi. Voi che non gli diamo i soldi. Se siamo tutti, come dite voi, un unico paese, non ci può essere chi tiene il 95% delle tasse e gli altri no. Con quello che sostieni tu. Tu vorresti fare come loro. Non avete ancora capito perché avete perso le elezioni. Continuate a fare gli stessi errori di prima. Mamma mia, sono suonati quante truppe hai tu? Quante truppe hai tu? Siamo appena ripartiti. Allora, voi avete una storia che avete rovinato. Noi siamo appena ripartiti. Siamo sempre là, siamo il più grande partito in Italia dopo il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo preso più voti della Lega, sia chiaro. Alle ultime abbiamo perso e abbiamo preso più voti di loro. Mancano solo pochi secondi. Scusi, non se ne fa autonomia. Una domanda flash per Villanova, 15 secondi perché dobbiamo chiudere. Che cosa non votate succede? PD che non vuole l'autonomia. Che succede il 27 di maggio? Il 27 di maggio, dopo l'Europeo, diciamo. Io penso che cambierà l'Europa, cambierà l'impostazione della governance europea, finalmente. Scopelliti invece? Continuerà a governare l'antisovranismo, grazie a Dio. Va bene, grazie allora ai nostri telespettatori che ci hanno ascoltato, ringrazio i nostri ospiti
Alberto Villanova, consigliere regionale Veneto per la Lega. Grazie a voi. Francesco Scopelliti del Partito Democratico. Angelo Alessandri, segretario dell'Associazione Confederazione Grande Nord Emilia Romagna. Buona serata. E Emanuele Rosteghin, consigliere comunale di Venezia per il Partito Democratico. La dottoressa Laura Carpanese, consulente Ceccarello Innovazione. Dottor Franco Ceccarello, imprenditore, presidente di Ceccarello Innovazione. Grazie. E da ultimo, ma non per ultimo, Modesto Lazzarin, sindaco di Terrassa Padovana per la Lega, che si ricandida, giusto? Quindi, certo, benissimo. convinto. In bocca al lupo per la sua prossima candidatura. Che dire allora, grazie al nostro regista Marco e al nostro operatore Eros. Rimanete sempre collegati con noi il giovedì e il venerdì per Insieme delle Persone. Vi preannuncio già che giovedì prossimo sarà l'ultima puntata di Insieme delle Persone Misto Veneto prima della Pasqua, e poi riprenderemo a maggio per una vera bagarre elettorale, perché poi voi sapete che dopo 20 giorni si andrà a votare amministrative ed europee, quindi ci saranno veramente il confronto. Entreremo in par condicio, quindi non ci sarà più chi potrà parlare di più o di meno, sarà il tempo uguale per tutti. Alla prossima, grazie ancora.